Anche quest'anno parte a Mestre Piazza in Festa, manifestazione natalizia promossa dalla Municipalità di Mestre Carpenedo con il sostegno di associazioni e commercianti. Un appuntamento ormai tradizionale per Mestre con tante iniziative che si svilupperanno per tutto il mese di dicembre sino al 6 gennaio. Un centinaio le bancarelle sparse nel centro di Mestre e nelle vie limitrofe, come via Mestrina e via Caneve, tra cui i mercatini natalizi che saranno presenti fino al 24 dicembre. Immancabile inoltre la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Ferretto, accessibile dal prossimo sabato. In programma numerosi eventi musicali e sportivi, spettacoli di strada e appuntamenti tradizionali come il presepio galleggiante sul Marzenego, l'arrivo dei Babbi Natali motorizzati e la festa delle Maranteghe. Un calendario insomma ricco di appuntamenti, tra cui spiccano il concerto dei Nomadi del 21 dicembre alle ore 21 al Toniolo, il cui ricavato andrà in beneficenza. Per i tifosi da non perdere invece sabato 21 dicembre alle 17:30 in piazza Ferretto il saluto dell'intera squadra dell'Unione Venezia, che distribuirà gadget calcistici ai presenti. Per facilitare l'accesso al centro di Mestre, inoltre, il Comune avvia un'iniziativa rivolta a chi vuole raggiungere in macchina le zone limitrofe a Piazza Ferretto. Da domani al 6 gennaio, infatti, sarà possibile usufruire di alcune agevolazioni. Gratuiti nelle prime 3 ore i parcheggi di via Spaldi e di via Forte Marghera, nelle prime 2 ore quelli di via Einaudi, Porta Altinate e via Bissolati. Per quanto riguarda la ZTL, è possibile circolare liberamente nei giorni feriali dalle 16 alle 6 del mattino, nell'arco dell'intera giornata in quelli festivi. Notevole quindi l'impegno dell'amministrazione locale, che ha impiegato circa 185.000 euro affinché la manifestazione risultasse ricca di eventi e di facile accesso a tutti i cittadini, lanciando così una sfida ai grandi centri commerciali, privi di quello spirito natalizio che di certo non potrà mancare in una festa in piazza.